lo abbiamo visto in tantissime sfaccettature, lo abbiamo visto cominciando da Amici, lo abbiamo visto per poi insomma in tutte le sue sfaccettature in merito anche a Tale Quale, lo abbiamo visto a Ora o Mai Più e lo continueremo a vedere sicuramente. Valerio Scanu, buongiorno, ciao Valerio. Buongiorno. Senti, ma è una canzone bellissima, ti voglio fare i complimenti, c'è proprio il cuore in mano e trasferito a tutti coloro che l'ascoltano. Sentiamo un po' tutti questa canzone, sai? Grazie, ti ringrazio tanto. Senti, diciamo che quando uno scrive, insomma, o interpreta, spera sempre di poter anche andare oltre quello che, insomma, che uno fa per il piacere di fare. Quindi, insomma, siamo molto contenti. Tra l'altro sei pure autore di questo brano, vero? Sì, del testo. Sì, del testo. Ci hai messo molto del tuo, Un pochino di esperienza di vita trascritta, poi, insomma, trasferita nella musica, ecco. Dici che la perfezione non esiste in effetti, però ci sono tante sfaccettature, tante cose delle nostre personalità, della nostra vita che possiamo comunque amare, soprattutto delle persone che amiamo. C'è un difetto che tu hai trasformato in pregio, Valerio? Dipende, oddio. Dipende, o viceversa. Ho un pregio ma l'essere diretto, schietto potrebbe avere una duplice interpretazione, ecco. Però quello fa parte di noi. Volevo dirti che noi amiamo questo tuo essere diretto perché vuol dire che sei una persona vera, ma la cosa che io vorrei dire ai nostri ascoltatori, che se andate sulla pagina Instagram di Valerio Scanu ha registrato una versione del brano di Tony F praticamente che è bellissima, cioè voglio farti i complimenti, guarda, hai reso questo brano bello. Ma se guarda, ti ringrazio, in realtà quella è stata una cosa fatta in presa diretta, quindi l'abbiamo registrata veramente il tempo di... ci è voluto di più a sistemare l'asta del microfono che a registrarla, perché poi abbiamo fatto un pezzettino. Secondo me il brano quello è un brano valido, e poi ovviamente gli abbiamo dato una chiave interpretativa diversa dall'originale, nel senso che gli abbiamo messo il canto che non c'era, insomma una cosa un po' differente. Ma sì, poi insomma può piacere o meno, però diciamo una chiave di lettura, ecco. La chiave di Valerio Scanu, ti dammi una mano praticamente. Sì. Senti, praticamente sì. Ci abbiamo fatto, ci ridiamo un po' su perché sappiamo un po' la polemica che c'è stata in merito a questo, però devo dire che tu in maniera ironica e anche molto professionale, perché poi è venuto veramente bene, hai reso appunto questa polemica, l'hai fatta diventare una bella cosa da trasmettere, da mandare e da far ascoltare agli altri. Senti, le parole hanno un grande peso e questo lo hai notato in tantissime occasioni. Ci sono state delle parole che ti hanno purtroppo fatto avere dei problemi? Ma oddio, in diverse occasioni. Ma io ho sempre cercato di fare tutto quello che ho fatto, sempre però con educazione, anche se ho sempre detto la mia, ecco. Quindi diciamo che sicuramente a volte essere sinceri non sempre paga, ecco. Com'è stata l'esperienza Ora o Mai Più, Valerio? Ti sei divertito comunque? Perché ti abbiamo... Allora, sì. È partita in maniera un po' bizzarra e poi diciamo che alla fine abbiamo corretto il tiro, quindi alla fine è stata un'esperienza ci ha avuto un esito positivo, ecco. Come lo è stata Tale Quale. Senti, io ancora ricordo l'esibizione che hai fatto dell'imitazione di Pavarotti, che sei stato strepitoso. Grazie, davvero strepitoso. Un omaggio, lo definirei proprio un omaggio a Pavarotti, con una voce pazzesca. Sappiamo che hai una bellissima voce, ma anche in questa veste sappiamo che il canto lirico rispetto al moderno è diverso, e sei stato veramente bravo. Ma tu hai anche avuto esperienze nel campo lirico? No. Allora, esperienza come lirica no, assolutamente, però diciamo che a Tale Quale ho avuto modo di studiare, ecco, ho avuto dei professionisti al mio fianco che mi hanno indirizzato. Cosa ci aspetta adesso dopo le parole e dopo questo bellissimo singolo Solo con una parola, appunto? Cosa ci aspetta da Valerio Scanu? Perché molti fans tuoi che hanno scritto chiedono. Dopo questo singolo ci sarà sicuramente un tour
e poi ovviamente altri singoli e poi un disco. Il tour è la cosa più Stiamo bella che concentrando aspetti. su quello. Sì, assolutamente sì. Il live sì, è la parte più bella del nostro lavoro. Valerio, qual è la cosa che ti diverte di più fare durante la giornata? La cosa che ti piace di più oltre la musica? Ecco, quali sono i tuoi hobby, Il per esempio? ballo, la danza. Anche quello ti abbiamo visto quando hai ballato la samba, vero? Era la samba? Sì, sì, No, sì, sì, ragazzi, può geniale, essere, può Valerio essere. Scanu, adoro. Fuori di testa completamente. A parte i tuoi look che sono sempre eccezionali e super fashion, ok? Quindi a parte quello, ma devo dire che in effetti anche il ballo potresti anche sfruttarlo nei tuoi live, nei tuoi tour, canto e ballo. Ci hai pensato? Sì, ci ho pensato, l'ho anche fatto. L'ultimo concerto che ho fatto a dicembre a Roma, che era più, diciamo, più uno show che un concerto standard. Magari in futuro sì, chi lo sa. E molti lo aspettiamo. Senti Valerio, io prima di salutarti voglio un attimo ricordare anche il tuo primo step televisivo, cioè Amici. Cosa porti Sì. ancora con te? C'è Maria De Filippi, la senti? Che avete avuto modo di confrontarvi dopo tutto questo tempo? Ma allora, di Amici porto tutto, perché comunque io sono molto riconoscente insomma, per quello che è stato quell'esperienza. Non sento quasi più nessuno, nel senso che ci siamo proprio persi completamente, però magari chi lo sa il futuro cosa ci riserva. Io ti ringrazio Valerio, spero di ospitarti presto anche nei Grazie a nostri te. studi, spero di ritrovarti qui in Grazie. Sicilia e Dai, grazie. tornando un po' indietro nel tempo parliamo anche del tuo festival di Sanremo e chissà magari ti rivedremo anche al festival, no? A chi lo sa, mai dire mai. Esatto. E quella volta al Festival di Sanremo, anche grazie a Pier Davide che vi siete rincontrati anche a Roma e più, diciamo che c'è stata questa canzone per tutte le volte che è andata benissimo e che è diventata un tormentone, anche un modo quotidiano di dire certe cose. Penso che tu lo sappia. Sì, no, sì, assolutamente. Va bene, In tutti dimmi. i modi, no, dico, quando uno dice in tutti i modi, automaticamente dice anche in tutti i luoghi, in tutti i live. Esatto. Quindi è diventato un automatismo. È il tormentone praticamente che ancora dal 2010 a oggi utilizzano in tantissimi. Valerio, grazie per essere stato con me. Grazie a voi e a presto. Ciao, grazie mille. Ci Grazie. rivediamo in Sicilia e ci vediamo ai tuoi tour, ai tuoi concerti. Sì, ciao, Ciao. grazie. Risponde il flusso delle tue parole al battito del cuore.